Non lo so, certamente ho avuto difficoltà anche di accesso a certa stampa. Io per 5 anni da Presidente della Regione non sono stato intervistato una volta dal più diffuso quotidiano sardo, non sono stato intervistato una volta dalla più diffusa televisione privata della Sardegna. Perché questa ostilità o questa indifferenza? Come se la spiega? Non lo so, io credo perché hanno malinteso forse il senso anche della mia attività, hanno inteso che fosse contro qualcosa o che danneggiava qualcuno. In realtà è un'attività che ho cercato di fare a favore degli interessi generali, contro nessuno ma a favore di tutti, non a favore di uno in particolare, a favore di tutti. E se guardiamo oggi, c'è magari qualcuno che si lamenta che un suo piccolo territorio ha perso magari su una spiaggia o sulla costa non è più edificabile e magari certo ha perso qualcosa, ma io vorrei dire anche a quel signore che ha guadagnato tantissimo, ha guadagnato il territorio di tutta la Sardegna, ha perso la possibilità di fare qualcosa nel suo piccolo pezzo di terra, ma lui, i suoi figli, i suoi nipoti, chi verrà dopo di lui hanno guadagnato in cambio per tutti loro e per tutti noi il territorio di tutta la Sardegna che rimarrà a disposizione